Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, ci facciamo un po' di pubblicità ovviamente, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo che questa sera prolungheremo la trasmissione di mezz'ora perché abbiamo il sindaco in rigorosa diretta, sono le 22:20, ci sono molti messaggi, 19. Ringrazio, è 19 ma corretto anche qui il sindaco, non mi permette nessun errore, ringrazio in regia Marco e Nicola, Elisabetta che sta seguendo questa trasmissione e anche qualcun altro perché davvero sono molte le telefonate e molti messaggi, quindi ringrazio ovviamente i telespettatori che ci stanno seguendo e ringrazio anche il sindaco che risponde a tutti loro. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Francesca Borgato di via Gradenigo 18 Ter, Padova. Via, non ho capito la via. Via Gradenigo. Che sarebbe zona, mi scusi? Sarebbe la zona Portello. Zona Portello, prego signora. Ecco, niente, volevo dire al signor Sindaco, innanzitutto la ringrazio per i lavori che sono iniziati in via Gradenigo, che però da 4 giorni è tutto fermo, perciò abbiamo tutti i marciapiedi rotti e se dobbiamo camminare in mezzo alla strada, primo. Secondariamente, qui col discorso del Parco della Musica, il Parco Fistomba, i Navigli, eccetera, di notte non si dorme più perché finiti gli spettacoli, finiti gli orari di queste musiche, c'è un caos per le strade che non si riesce a dormire, non si riesce a riposare, insomma. Bene, grazie signore, il sindaco le risponderà a tutte e due le domande, uno ai marciapiedi e due il rumore dopo il termine degli spettacoli in quella zona. I marciapiedi stiamo sistemando per forza un momento di disagio temporaneo per metterli a nuovo, questo ci vuole un po' di pazienza, sarà questione di 15-20 giorni, sono finiti i lavori. La musica termina a mezzanotte e controlliamo, termina sempre a mezzanotte. È vero che poi i ragazzi spesso e volentieri, vi ricordo che noi abbiamo 60.000 studenti, questi 60.000 studenti sono giovani, di conseguenza sono anche vivaci, per usare un eufemismo, però all'interno dei Navigli non succede niente perché abbiamo fatto tanti controlli da far paura, tutto perfetto. Quando escono possono fare un po' di disturbo, è vero, però la musica cessa a mezzanotte, questo no, siamo sicuri. Lei dice dopo la signora? Dopo noi abbiamo messo adesso dei volontari a fare controlli a carico dei Navigli, sono 3 o 4, non mi ricordo più, volontari, fino alle 4 della mattina che girano in bicicletta per far sì che non ci siano grossi problemi. Io penso che da 15 giorni la situazione è migliorata moltissimo. Io chiedo un attimo di comprensione, fino a mezzanotte ci deve essere un po' di musica, abbiamo troppi studenti e dopo, secondo me adesso con i vigilanti che girano in bicicletta la situazione è molto migliorata. Telefonata, sentiamo che abbiamo la linea, pronto, buonasera. È saltata la linea, chiedo alla regia se ne prepara un'altra, ovviamente bisognerebbe avere molti controlli anche per quanto riguarda dopo musica, per quanto riguarda, come diceva lei giustamente, c'è la telefonata, sentiamola, pronto? Pronto, buongiorno, sono Laura. Buonasera Laura, da dove chiama? Chiamo da zona Savonarola, sono un architetto urbanista. Via Volevo parlare di Corso Milano. Corso Milano, prego. Buonasera. Allora, intanto buonasera, grazie dei lavori che sono iniziati e sarei ancora più radicale, cioè nella parte della pedonalizzazione sia anche magari con un reparto verde in un'area dove effettivamente manca e dove potrebbe aiutare a riqualificare l'intero boulevard. Cioè, non ho capito bene aumentare il verde. Sì, aumentare il verde nella zona, quale zona? Non ho capito bene, almeno se non ha capito il sindaco, io non ho capito bene dove, signora, ce lo vuole spiegare più lentamente? Sì, in Corso Milano essenzialmente sarei radicale nell'intervento, ossia aumenterei la pedonalizzazione, metterei una sola corsia d'auto e inserirei invece delle alberature, questo per diminuire il particolato, per togliere l'isola di calore e dare completamente un assetto nuovo a un'entrata. Ho capito, perfetto. Dice, facciamo una corsia, mettiamo gli alberi. Grazie signora, vuole rispondere rapidamente? Grazie. Grazie. Signora, io
Io cerco di essere più equilibrato, l'amministrazione comunale, quando dico io intendo tutta lei è il primo cittadino, quindi lei è il responsabile non faccio maggiore. niente da solo, faccio tutto assieme agli altri. Bisogna essere equilibrati, c'è chi vuole solo auto, c'è chi non vuole alberi e prato verde. Io devo essere equilibrato in maniera tale da soddisfare tutti. Anche a me piacerebbe aumentare il verde, devo confessarlo. Però lei ha visto cosa è successo nel mese di maggio, dopo che abbiamo fatto queste trasformazioni. È successo che c'era molta gente agitata perché gli impediscono di andare in centro, perché questo, perché l'altro. Allora, io penso che col buon senso si possa arrivare a fare tante cose. E penso con molta presunzione stiamo facendone tante cose che faremo 20 anni stanno prendendo avvio. Sarebbe bello avere una città verde, però ci sono anche i commercianti, ci sono gli studenti, ci sono gli anziani, ci sono tante persone, bisogna ottimizzare il tutto. Telefonata, sentiamola, pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? È saltata, la rifacciamo perché ce ne sono molte, chiedo scusa ovviamente se saltano. Nel frattempo finché attendiamo, non so se c'è già un'altra, ci sono 3 messaggi, non ho tempo da farle delle domande, però andiamo a leggere i messaggi. Vediamo il primo, chiedo alla regia se può mandare in onda. Via Dante, quando pedonale? Non ho mai detto che sarà pedonalizzata, voglio chiarire, ho parlato anche con un residente di oggi. Allora, Via Dante è uno dei motivi in cui abbiamo fatto Corso Milano è per evitare, limitare il massimo il passaggio Via Dante. Lo ripeto un'altra volta, non vogliamo che Padova sia attraversata da auto, per cui cerchiamo che utilizzino le circonvallazioni che sono state fatte apposta, per cui un po' alla volta cerchiamo di evitare questo. Ho detto anche un'altra cosa, che faremo uno studio approfondito con degli ingegneri che si occupano di logistica negli ultimi mesi dell'anno per verificare cosa possiamo fare. Per cui non ho detto che ho fatto retromarcia, non ho detto che sarà penalizzata, ho detto solo che studieremo il problema parcheggi e viabilità in modo tale da cercare di migliorare la città. A me piacerebbe tanto, l'ho detto tante volte, far sì che Piazza Insurrezione diventasse senza parcheggio. Non ho detto che domani non ci sarà più il parcheggio. Ci vuole tempo, bisogna ragionare e ottimizzare l'interesse della città. L'altro messaggio, andiamo avanti, faccio confusione anch'io fra messaggi e telefonate qui oramai. Sono una studentessa fuori sede, trovo che soprattutto durante l'estate ci sia una mancanza totale di spazi pubblici dove studiare, al di là delle esigenze di studio. Mi sembra importante per la comunità avere un luogo di cultura dove poter stare senza dover pagare. In San Gaetano funziona, via Altinate funziona perfettamente, siamo pieni di studenti, aule studio, stiamo facendo in collaborazione con il rettore, con il SAIPA, ne stiamo facendo tante, anche alla Cella. Senza pagare? Ma ci mancherebbe altro che pagare. No, detto questo io leggo quello che non so, se si riferisce, non so, lo studio non si paga. Certo, perfetto, diceva biblioteche, mi sembra di non si paga nemmeno sulle perfetto, non so se si riferisca a qualcosa di specifico, ma non lo so. Allora, non si paga, possiamo rispondere a questo messaggio e c'è ovviamente Altinate dove c'è la possibilità sia di studiare e di avere anche la libreria. L'altro messaggio, andiamo a leggerlo. Perché nel restyling dell'Euganeo la curva sud solo con 2000 posti? E qui tocchiamolo anche il tema stadio perché... Euganeo, sono anche particolarmente affezionato. Vuole che facciamo telefonata prima perché ne abbiamo molte, perché poi dovrei aggiungere anch'io quelle cose, quella domanda. Parliamo dopo l'Euganeo? E parliamo dopo dell'Euganeo. Telefonata, sentiamola, pronto, buonasera, con chi parliamo da dove? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono la signora Antonella, residente di Antonio Fiorazzo di Ponti di Brenta. Prego. Buonasera. Intanto buonasera Sindaco. Allora, volevo capire un attimo la situazione. Noi abbiamo un problema, essendo residenti appunto di Fiorazzo, quando cominciano le scuole. Praticamente ci ritroviamo che abbiamo la scuola materna, abbiamo le scuole elementari e le scuole, quelle private del Bettini, che adesso sono private praticamente. Qual è il Noi problema? abitando in questa via
abbiamo sempre, diciamo, un sacco di confusione quando dobbiamo uscire di casa, perché appunto ci sono le mamme che portano questi bambini, non c'è proprio il parcheggio, abbiamo la piazza, sì, quella della piazza Barbato, però purtroppo se tutti quante le mamme e i papà portano i bambini a scuola, c'è una confusione tremenda. Volevo capire un attimo come possiamo fare per risolvere questo problema, perché per noi è veramente un disagio per chi va a lavorare. Mi scusi, deve rispondere al sindaco, però è un problema che hanno tutte le scuole al mattino quando frequentano i ragazzi e vanno a scuola. Io ricordo che a Forcellini sono arrivati messaggi alla zona Forcellini che intasano le strade, ovviamente quando vanno a scuola non c'è e non ci sono molte alternative. Almeno, cosa propone il signore? Cosa vorrebbe fare? No, io dico solamente forse di trovare una soluzione anche per un parcheggio, perché ci sarebbe anche la disponibilità del parcheggio, quello che si trova dove c'è il capolinea 10, fare in maniera che questi genitori, capisco per i bambini che devono camminare, però dovete capire anche noi, se dobbiamo uscire, allora una scuola, le elementari entrano in un orario, il Bettini ne entra un altro, cioè per noi che dobbiamo andare al lavoro, a che ora dobbiamo partire di casa per riuscire a passare? Certo, grazie signora. Grazie. Sindaco. Quando cominciano le scuole sono problemi, capisco, anche perché ogni genitore accompagna con l'auto il figlio. Ha anche ragione la signora, perché ma ha ragione anche la signora, perché diventa magari indisciplinati. Certamente, quindi, in seconda fila sicuramente. Per scaricare il figlio fanno... mettono avanti e ci dovrebbe essere un vigile anche lì, insomma. Ci vogliono 1000 vigili a Padova. Ma ci sono i vigili, quelli non i vigili, quelli che certamente, sono importantissimi e validissimi, danno un grosso contributo, un grosso aiuto alla circolazione. Quindi per sistemare questa situazione si può? È molto difficile, sono tre scuole vicino, adesso bisogna capire quanto lontano è il parcheggio, ma la gente fa fatica, non vuole parcheggiare sempre davanti, vuole parcheggiare davanti ai negozi, figuriamoci davanti alle scuole. Però anche qui provo a dare un'occhiata a cosa si può fare, forse basta mettere qualche nonno vigile per dare una mano alla circolazione. Valuterà anche questa situazione a Ponte di Brenta. Telefonata, sentiamone un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, buonasera, sono Nicola Caporello, chiamo da Padova, zona Sant'Ignazio Montano. Zona Sant'Ignazio, prego. Allora, io volevo chiedere al sindaco se c'è la possibilità che lui possa utilizzare la sua notoria dote da democristiano, diciamo così, affinché possa intervenire per togliere quel vincolo ai 2 obbrobri di Piazzale Boschetti, che per carità forse piacciono solo, credo, a Lorenzoni e a Colasi per esigenze diverse, però sono veramente un pugno su un occhio. Io credo che quando, visto che si ha l'occasione di intervenire, sia il caso di intervenire bene, perché ricordo che quel vincolo fu messo per il discorso dell'auditorium. Allora fermo, li chiedo alla regia se può mettere le immagini di quei 2 obbrobri che fa riferimento il nostro telespettatore, se possiamo metterli, e se il sindaco può fare qualcosa, perché credo quelli sono tutelati, fra l'altro, giusto? Tutelati, purtroppo do ragione, perché anch'io ne butterei via qualcuno, però sono tutelati. Sono tutelati dalla sovrintendenza, che sono 2 abitazioni Liberty. Non stiamo trattando e stiamo definendo in collaborazione con la sovrintendenza per cercare di ristrutturare. Ammetto che sono 2 errori, mi auguro e spero che qualcuno... Eccoli qua. Non correva a farmi vedere? No, li faccio vedere perché io sono stanco, anch'io sono una vita che non li sopporto più. Ho fatto fare la pubblicità apposta per coprirli. Però si vedono, arrivando da una parte si continua a vedere. Ho capito, almeno quando vado a casa la sera vedo solo metà. Un obbrobrio, almeno uno dei 2, davvero non si può, ci sono molte richieste per buttarlo giù. Sono protetti dalla sovrintendenza. E non si può fare nulla? No. Perché per rendere più bello quel piazzale Boschetti... Stiamo collaborando con il sovrintendente per far sì di ristrutturali, diventano piacevoli, c'è un progetto in corso in cui diventano delle cose diverse. Sì, ma mi domando, non è che sia una villa del 400, dell'800, del 1000 che abbia un valore, è una palazzina vecchia buttata lì, quelli della sovrintendenza come fanno a valorizzare una cosa, un obbrobrio del genere? Cioè mi domando, questo sindaco, come fanno a valorizzare un manufatto di questo tipo? Ecco, quella è la domanda che non riesco... Sono 2 abitazioni Liberty protette dalla sovrintendenza e non è che Arturo Lorenzoni o Andrea Colasio siano innamorati, stanno cercando di risolvere assieme al sottoscritto il problema, rendere
dato che verrà fatto da gennaio, partiranno i lavori per piazzare Boschetti, diventerà un parco collegato al rimanente Che non si potranno giardini. mettere gli alberi. Non si potrà, perché c'è l'inquinamento, e sarebbe bellissimo mettere gli alberi, però Ma non si può bonificarla quella zona lì. si può tutto, basta avere i soldi, sarà 10-12 milioni. I miei Cioè, per soldi, bonificare quella piazza lì ci vogliono 12 ma milioni. penso di più, francamente. Per cui anche l'amministrazione precedente aveva fatto la stessa cosa e ho confermato la stessa cosa, si mette terra sopra e non si piantano alberi. L'unico sistema per non bonificare Le l'albero. faccio magari mettere dei vasi come in Corso Milano con l'albero Ma i dentro. vasi, sì, ma sto parlando, non si possono mettere alberi Ho con le capito, radici. ho capito. Per cui a gennaio cominceranno i lavori. Doveva cominciare a settembre, cominciamo a gennaio per non togliere il parcheggio per le feste di Natale e faremo un bellissimo parco. Le 2 abitazioni saranno ristrutturate, mi auguro, spero, E non andranno giù. e non andranno giù. Ecco, non so se è ancora in linea il nostro telespettatore, però purtroppo non andranno giù perché... Però le garantisco diventeranno, ripeto, ho fatto coprire, perché vado a casa la sera per via Trieste, l'ho fatto coprire perché mi dava fastidio vedere questi 2 obrobri, l'ho fatto coprire con un discorso pubblicitario perché sono veramente 2 brutture. Ho visto i progetti, diventano 2 abitazioni di lusso molto belle con un commerciale sotto, con un parco, diventerà una zona bellissima. Va bene, grazie al nostro Grazie. telespettatore. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, allora credo ci sia la pubblicità perché c'è la pubblicità e poi avremo l'ultimo break con il sindaco Sergio Giordani. Prenotatevi per le telefonate o per i messaggi con la tu per tu con il sindaco. A tra poco.